Buongiorno a tutti, si riparte, siamo alla seconda puntata del nostro film, la seconda giornata di trekking. Ripartiamo da Zugna, a cui ringraziamo perché sono stati Paolo è una persona fantastica e si riparte, e quindi adesso andremo a osservare il cimitero, le trincee che non abbiamo osservato ieri, non abbiamo visitato a causa pioggia, e allora lo faremo oggi, e dopo andremo su verso Cinece per la salita e poi Fraccaroli. Quindi facciamo una panoramica da Zugna. Da Zugna, dopo se facciamo panoramica da Zugna, dopo da Zugna sì. Naturalmente tutto il nostro trekking sarà messo online tramite un video nei prossimi giorni, sì, domani, nei prossimi giorni, e quindi partiamo, ci vediamo per la panoramica da Zugna. Buona giornata a tutti. Ciao. Abbiamo visto fino adesso è il Parco per la Pace e ora saliremo a Zugna. Ed ecco la magnificenza della Val d'Adige in tutta la sua bellezza, mentre vediamo un baito restaurato. Buongiorno a tutti, 24 settembre 2023, sono le 9, siamo ripartiti e questa è la prima panoramica da Cima Zugna, con un vento che si fa sentire oggi, però il panorama è meraviglioso. Vediamo il Ramello, sotto di noi la Val d'Adige, e vi posso assicurare che Zugna merita, tutta la traversata merita. E con questo ci vediamo per la seconda panoramica, che oggi sarà da Cima Carega. Dovremo attraversare tutto il costone, circa 8 ore di cammino. Si vede la laguna oggi e quindi auguro a tutti voi buon cammino, buona domenica e buona giornata. Ci vediamo per la seconda panoramica. Mauro e amici del Carega. Siamo tornati sul Paese della Pace, davanti a noi Brenta, e di qua vediamo l'Adamello. Vi posso assicurare che da quassù è meraviglioso.
Allora in questo momento dobbiamo scendere per circa mezz'ora e poi la nostra destinazione sarà risalire tutta quanta la Grestina e arrivare alle Piccole Dolomiti e da lì scendere. Davanti a noi la Vallarsa, fantastico. Lungo il tragitto troviamo queste gallerie, erano punti di osservazione nella Vallarsa, costruite da ragazzi di 20 anni. Ho voluto abbandonare un attimo gli altri per recarmi su questa cappella di San Marco. Parliamo sempre della prima guerra mondiale. Eccola qua. A questo punto andiamo a visitare il cimitero di guerra che si trova sulla sinistra del sentiero. Ieri ci siamo passati ma eravamo inzuppati d'acqua, quindi abbiamo lasciato perdere. Ecco qua il cimitero di guerra, naturalmente sono stati spostati altrove, naturalmente riposino in pace. Mentre qua troviamo del materiale della guerra. Risaliamo piano piano e si riparte verso Passo Buole. Siamo arrivati a questo punto dove troviamo un obelisco in memoria dei caduti. Ecco i nostri escursionisti sono andati a visitare l'appostamento. E si riparte. Stiamo uscendo dal bosco e stiamo arrivando a Malgagatto e davanti a me un asinello. Ed eccoci qua arrivati a Malgagatto.
Paradiso, sede di mentre si stanno consultando, perché oggi faremo una variazione. Qui siamo a Malgagatto, siamo a 1497, quindi abbiamo più di 700 metri di dislivello che ci aspettano per prendere le crestine. Allora Lupin, a questo punto cosa facciamo? Siamo scesi da Cima Levante, l'andata siamo scesi da questa strada. Adesso per il ritorno facciamo le creste fino a Cima Levante. Dunque per di qua, proseguendo poi per Sinel, Magaposta e Fraccaroli. Benissimo, andiamo. Siamo arrivati al bivio e si inizia il sentiero delle crestine, dove bisogna prestare un bel po' di attenzione. Mentre stiamo salendo questa panoramica vediamo il Gaibana nello sfondo e il Tomba a destra. Piccolo tratto dove troviamo questa fune ad aiutarci, mentre il panorama alle mie spalle . Allora Lupin, un po' di voce perché mi sei lontano. E com'è stata la salita? Dopo una bruschissima salita, anche molto insidiosa perché facile cadute libere. Stiamo salendo, là vedete Cima Levante. Dove è Cima Levante? Là. Eccola là. Ci passeremo sotto. Ci passeremo sotto e andiamo avanti. Salite comunque da fare in compagnia, non da soli, perché non da fare in discesa, secondo me è molto insidiosa. Bravo Lupin. Siamo arrivati a Segnavia Cai che segna 108, 30 minuti del Sinel e 1 ora e 30 Cima Carega. Aggiornamento del sentiero che dovremo fare. Scenderemo di qua, poi là, saliamo e il Fraccaroli è proprio sopra là, quindi ne abbiamo ancora tanta. Stiamo arrivando alla galleria che ieri abbiamo attraversato. A destra sale il sentiero dai Ronchi, quindi si prosegue. Ci troviamo alle pale di Carle, mentre il segnavia segna Bivacco Sinel 20 minuti, Cima Carega 1 ora e 30 e Passo Pertica 4 ore, vuol dire che senza pause saremo tra 5 ore al Revolto. Sono le 15, siamo arrivati al Capanno Sinel, piccola breve pausa, mentre alle mie spalle il Carega si sta caricando. Allora vi faccio vedere dove dobbiamo andare, nella Forcella, però da lì ci sarà un'altra mezz'ora per arrivare a Cima Carega, mentre Lupin si sta noci, frutta secca, la dieta perfetta, e Cica alla nostra destra sta riposando anche lui. Questa è una registrazione che conferma la nostra tesi, mia di Dennis, perché il Lupin diceva che si poteva fare in giornata. Sono le 15 del 24 settembre e lui ora dice
dico che non si può fare in giornata, non si può, cioè alla fine si potrebbe ma non si vede niente, si deve andare via a testa bassa, sempre vai e torna, allora alla fine non è camminare, non è bello. Invece così, con gli amici del Carrega è più bello, vedi, tranquilli, si vede, si visita, si fa calipè. Si è convinto. Una chicca del Sinel, il bagno sulla parte di Pallassare Quaro, adesso ve lo farò vedere, è una chicca. Bagno con panorama incluso. Siamo arrivati alla Forcella e questo è il panorama che oggi ci fa vedere. Prosegue dritto e siamo arrivati all'attacco del Valle di Cavai, dritto a noi, mentre dovremo risalire questa carrozzabile per arrivare alla Forcella. Ed ecco qua l'attacco del Valle di Cavai, salito 15 giorni fa, in tutta la sua bellezza, mentre le nostre nuvole minacciose ci inseguono. Ed ecco qua, superata questa bocchetta alla nostra sinistra, vedremo subito Cima Carega con il rifugio Fraccaroli. Ed ecco come per incanto Cima Carega, il rifugio Fraccaroli. Ecco in fondo la casottina del pastore, nello sfondo il lago di Garda che oggi si vede benissimo. Girando a sinistra la nostra Cima Carega, dove farò l'ultima panoramica di oggi, salirò da dietro e con l'ultima panoramica iniziamo già a guardare l'arrivo. Panoramica del Pissavacca. Si va. Buongiorno a tutti, 24 settembre 2023, come promesso questa è la seconda panoramica del nostro trekking di 2 giorni, Revolto Zugna Revolto. Da qua su oggi è indescrivibile, si vede il lago di Garda benissimo. Stamattina ho fotografato la laguna di Venezia, la Zugna. Sono rare le volte che riusciamo a vedere questa bellezza. Il Carrega è sempre un posto magico che sa regalare emozioni, che spero con questi video di riuscire a trasmettere anche a chi oggi non è qui. È stato un trekking di 2 giorni non facile, ma ne guadagna il corpo e lo spirito. Ho avuto 2 compagni di avventura stupendi, Lupin e Demis. Con questo concludo, ringrazio come sempre chi mi segue e chi ci segue. A giorni pubblicherò il reportage completo, sia fotografico che video,
E adesso vi saluto, vado finalmente dopo tante ore di cammino farmi una pausa a Rifugio Fraccaroli per salutare i ragazzi. Buon inizio di settimana a tutti. Mauro, gli amici del Carrega. (16:41) arrivato a Fraccaroli, dove mi aspetta una birretta. Dopo aver salutato il Carrega, scendiamo per il vallone della teleferica. Eccolo, lo vediamo laggiù in fondo, per arrivare più in fretta al Rifugio Pertica. E mentre scendiamo vediamo la teleferica che va a recuperare il materiale al Rifugio Fraccaroli. La vediamo in opera, mentre il nostro sentiero prosegue giù sulla destra. Stiamo scendendo, davanti a noi vediamo lo Scalordi e Cima Prische. Eccoli che stanno arrivando. Mancheranno circa un'ora all'arrivare volto, passeremo da Romeo a salutarlo, però la stanchezza si fa sentire, ma è normale. E mentre il sole sta calando, mancano circa 45 minuti al Rifugio Pertica. Silenzio assoluto. E mentre scendiamo vedo già in fondo il Rifugio Revolto, dove abbiamo lasciato la macchina ieri, mentre davanti a noi Cima Trappola. Siamo scesi dal vallone della teleferica di 108B, dove a sinistra troviamo una piccola sorgente d'acqua, mentre ora ci dirigiamo velocemente, qua o quasi, al Rifugio Pertica. Come per incanto, Rifugio Pertica, dove ci fermeremo per un caffè e per salutare il Romeo e tutto il suo staff, dove si mangia benissimo, e poi l'ultimo tratto per andare al Revolto, che nei prossimi giorni aprirà. Si riparte, ancora 20 minuti di sentiero e saremo arrivati alla macchina. Siamo arrivati a Gesù, un ringraziamento per averci protetto in questo lungo viaggio. Ultima scorciatoia per il Rifugio Revolto. Buonasera a tutti, sono le 19:20, inizia a far buio. Ce l'abbiamo fatta questa esperienza di 2 giorni di trekking. Portata a termine con successo, dopo
Oggi. 24 km percorsi e 1300 metri di dislivello positivo Questo è quello di oggi. di giusto? oggi, sì. E 50 km totali nel 2008 Di dislivello. positivo. Molto impegnativo, parti brusche e non brusche, però molto bello. Abbiamo conosciuto molta gente. Un casino, feste, gente. In montagna c'è sempre gente sana. È La stato montagna unisce. è bellissimo. Cioè, trovi gente che non hai mai visto in vita tua come fosse un fratello, è bellissimo. Sì, ci siamo fermati In cima Levante, siamo Levanti di una gran festa. Comunque nel video che farò i prossimi giorni avrete tutte le informazioni. Che salutiamo Mario Mario Pompiere, grande. Mario Pompiere, e grazie di cuore a Paolo del Rifugio Zugna, gran persona veramente. Un gigante buono, gigante buono, è esatto. gigantesco. Quindi adesso si va a casa, Si è riposato. si va a riposare, si va anche a mangiare perché oggi non abbiamo mangiato niente. Oggi ha mangiato niente proprio. Esatto. Quindi Calipè, Alla prossima avventura. Ciao, ciao a ragazzi, tutti, buona serata. Ciao.